Studio 90 Italia presenta Artisti Emergenti. Buongiorno amici, ben trovati anche quest'oggi. Sono molto contenta, sono le 11:20 di questo lunedì 3 ottobre 2016 e quest'oggi una grandissima amica, non solo amica ma anche una bravissima artista. Sto parlando di Roberta Finocchiaro, che viene a parlarci di questo suo album dal titolo Foglie di carta. Ciao Robby, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, che piacere. Grazie. Senti Robby, ieri è stata una giornata importantissima per te. Sì, importantissima, il primo showcase per presentare il mio primo album Foglie di carta. Ecco, devo dire che sicuramente è stato un momento emozionante, un momento che ti ha visto protagonista con la tua produttrice, la Tilly Records, Simona Virlinzi, che salutiamo. Ciao a tutti. Benvenuta Simona, anche a te. Grande applauso. Grazie. Grande applauso, grande occhio e grande orecchio per Simona Virlinzi, perché praticamente dopo 20 anni, è emozionante questa cosa, mi fa veramente venire la pelle d'oca, ne parlavamo fuori diretta, perché dopo 20 anni, pensate, 20 anni fa, Checco Virlinzi produceva Carmen Consoli con la sua chitarra, con il suo savoir-faire particolare, produceva Carmen Consoli e da lì esplodeva questa grandissima artista. Dopo 20 anni torna invece Simona Virlinzi, che produce la tua prima produzione reale. La mia prima produzione, il mio primo album, anche per la mia etichetta che ho aperto un anno fa. Roberta Finocchiaro, cosa ti ha colpito e cosa spinge un produttore a produrre un artista come Roberta? Cosa mi ha colpito? Roberta è troppo brava. È vero. La sentiremo. È troppo brava e quindi mi ha colpito subito la prima volta che l'ho vista suonare. E poi dobbiamo dire una cosa importante: Roberta Finocchiaro ha la musica nel DNA, perché suo nonno, il grandissimo Gino Finocchiaro, lo ricordiamo, lo salutiamo, tra l'altro ci ascolterà, fisarmonicista pazzesco, e il papà Salvo Finocchiaro, bravissimo. Sono cresciuto in una famiglia di musicisti. E Diego, e Giuseppe, insomma tutti artisti Finocchiaro nel DNA hanno per quel forza dovevo fare questo. E poi ragazzi, suonano tutto loro. Ma anche tu, ho visto che suoni chitarra, piano, insomma, sì. Fantastica Roberta. Senti, parliamo di Foglie di carta, parliamo del tuo nuovo lavoro, di questo primo lavoro, di questo primo singolo dal titolo Bianco. Perché sì, Bianco? Bianco è, diciamo, la voglia di iniziare qualcosa di nuovo, partendo sempre da un foglio bianco. Pronto a essere scritto? Sì. Quindi dobbiamo scrivere tante pagine, sì, e riempirle. E anche la possibilità di vivere la propria vita come si vuole. È vero. Senti, mi fai sentire qualcosa, visto che stai con la chitarra, un pezzettino di Bianco live, sì, che poi l'ascoltiamo tutta. Bianco, il foglio su cui scrivo le parole, candy rosso se vuoi. Cielo immenso, bianco, questo soffitto sconosciuto di un albergo che non saprebbe mai di casa neanche con un prato verde o qualche porta azzurra. E se vuoi potremo colorare il mondo di un colore nuovo, se vuoi. E abbiamo deciso di dare complimenti, era tutto dal vivo, diciamolo. Tra l'altro ho fatto nottata Roberta stanotte, quindi sì, grande doppio applauso per Roberta. Grazie. Che insomma è stato pesante, un concerto importante. Sono e pesante. un po' senza voce. Senti, facciamo una cosa, ascoltiamo Bianco per intero, guardiamo anche il videoclip di questo lavoro e poi torniamo, ok? Ok. Torniamo tra poco. Bianco, il foglio su cui scrivo le parole, candy rosso se vuoi. Puoi tingerle di blu come il cielo immenso.
numero sconosciuto di un albergo che non saprei mai, di casa neanche con un piatto verde o qualche porta azzurra. E se vuoi potremo colorare il mondo di un colore nuovo, se vuoi, se vuoi, se vuoi. Foto dove indosso la tua felpa nera che chissà che fine abbia fatto, forse insieme ai tuoi calzini bianchi. E se vuoi potremo colorare il mondo di un colore nuovo, se vuoi, se vuoi, se vuoi. L'abito che indosserei se sentimento fosse vero. Lo sai che ormai il tempo ha ingiallito tutto ciò che è stato fermo. E se vuoi potremo colorare il mondo di un colore nuovo, se vuoi, se vuoi, se vuoi. Quanto è bella questa canzone, se vuoi. Guarda, mi è rimasta già in testa, Robby, bellissima. Roberta Finocchiaro, Bianco, questo nuovo singolo di questo nuovo lavoro, Foglie di carta. Tra l'altro ho visto anche il CD, ecco, magari, ecco, guardatelo anche voi, è bellissimo. Quindi acquistate il CD, portiamo avanti e promuoviamo la musica dei nuovi artisti, dei giovani artisti, perché ne vale davvero la pena, il mercato deve andare avanti, è giusto che sia così, giusto? Sì. Allora, Robby, emozioni di questo primo lavoro, come ti senti? Ma, cioè, non so descrivere esattamente come mi sento perché ancora devo capire un po' tutto, quindi... Quale sarà il prossimo obiettivo, il prossimo passo? Ma giorno 6 e giorno 8 aprirò i concerti di Alberto Bianco, che è anche il produttore artistico del disco, a Milano e Bologna. E poi sveliamo una cosa, possiamo svelarla una cosa che ti ha fatto fare Simona? Che io so? Possiamo svelarla? Certo. Sì. Dovete sapere, cari amici, che questa giovane artista ha avuto il piacere di conoscere Bruce Springsteen, Bene, sì. il che non è poco, perché sono stati da lui e chissà, magari da cosa nasce cosa. È stata un'emozione pazzesca, bellissimo. È stato molto molto bello. Simona, prego, dimmi. No, è stato bellissimo perché lui gli ha detto good luck for your music. Quindi buona fortuna per la tua musica. Sì. È una buona fortuna È di Bruce Springsteen, insomma. detto da Bruce. Non è detto da chiunque altro, cioè fa bene, insomma, fa piacere da tutti, ma da Bruce Springsteen diciamo che... Senti, chi è la tua musa ispiratrice io lo so che è un uomo, lo so che è un uomo, sì. però diciamolo. Ma diciamo che tutto comunque nasce in modo naturale per me. Però gli artisti che stimo di più sono John Mayer e Norah Jones. È vero, e lei prende le sonorità, un po' ha catturato un po' di Sì. queste sonorità e le ha fatte sue, anche Sì. cantando in italiano. Sì, sì. Quindi una scelta molto intelligente e molto di classe, tra l'altro. Grazie. Senti, prima di salutarci, Robby, so che c'è il prossimo singolo del tuo album, anche questo molto bello, che si chiama Strappi. Perché? Cos'è Strappi? Strappi, diciamo che sono le delusioni e la voglia di recuperare un rapporto che non esiste più. Questo pezzo è stato scritto inventando una storia che non esisteva, però
andando avanti col tempo è diventata vera per me, quindi adesso la sento molto di più. Prima di concludere, quindi di salutarci con Strappi, riguardo ieri, ecco, qual è il tuo pensiero riguardo proprio la serata di ieri? Ci sono dei ringraziamenti che vuoi fare? Sì, volevo ringraziare tutti i musicisti che mi hanno accompagnato sul palco, in modo particolare Roberto Fiore al contrabbasso e il basso elettrico e Roberto Coco che suona con me da 6 anni circa alla batteria. E allora noi ti ringraziamo, Roberta Finocchiaro, good luck anche da parte mia, non so se è la stessa cosa di Bruce, però, però ci sta lo stesso. Va bene, allora ci salutiamo live con Roberta Finocchiaro, grazie Simona Virlinzi e la Tilly Records, complimenti per questo lavoro, perché essere produttori oggi non è facile, quindi in bocca al lupo. Vai Robby Finocchiaro, grazie mille, e noi torniamo tra poco su Studio 90 Italia, ci lasciamo con Strappi live. Strappi che ormai aprono ferite in fondo, infettano l'opinione che ho di te, che non volevo perdere. Domani che fai? Vieni a prendere un caffè. Non mi resta altro per parlare con te senza dire niente. E tutti i nostri sogni sono chiusi in quel cassetto, guardandoli invecchiare senza poter fare niente per salvarli dalla polvere del tempo che vede.